Professor Maggi, Ma buongiorno come Lorenzo. va, professor Maggi? Lei è sempre un SF, sa. L'interpretazione so qual è, potrebbe anche senza F. Signori, il professor Maggi ha sempre voglia di scherzare. Allora, qual è l'argomento di questa settimana? E l'argomento di questa settimana è l'argomento con cui aprono i telegiornali di tutto il mondo occidentale da almeno da quando è morto Sì. Papa Bergoglio. Pasquetta 21, quindi è già 9 giorni. 9 giorni. Oggi stiamo registrando, oggi è il 30 di settembre. Oggi è il 30 di settembre. E allora? Lei si ricorda in quale canzone c'era la frase seduto in quel caffè? Sì, ma era il 30 di aprile oggi. Esatto, io ho detto io 30 settembre. 30 aprile. Allora, che dire? Grande Papa o un Papa sopravvalutato o sottovalutato? Ma tutte, allora, come avete capito, l'argomento di oggi nella conversazione fra il professor Maggi e il sottoscritto è un argomento di attualità, come sempre attualità importante, cioè la elezione del nuovo Papa da parte del conclave che si apre fra qualche giorno. E il professor Maggi giustamente dice: chi diventerà Papa? Professor Maggi, se lo sapessimo... La prima domanda l'ho fatto: grande Papa o sopravvalutato o sottovalutato? Grande Papa... Allora, partiamo dal presupposto che tutti i papi sono grandi. Partiamo dal presupposto che tutti i papi lasciano un segno. Lasciano un segno e tutti i papi diventano grandi, soprattutto negli ultimi anni, quando... io sono convinto che anche questo sarà un grande Papa. Solo che... dici la grandezza è postuma? Senza dubbio. A meno che lei non sia... No, però con Wojtyła il fatto del santo subito... Allora, partendo che secondo me Wojtyła è stato un grande Papa mediatico, forse il più grande Papa, molto più di questo, in un momento che tra l'altro i media non erano così preponderanti e importanti come adesso. Diciamo che Wojtyła aveva una personalità sua così forte da poter travalicare qualsiasi tentativo di ostacolo. Era il primo Papa che veniva dall'est, era il primo Papa che veniva dal mondo comunista, era il primo Papa che, almeno in tempi recenti, e cioè senza andare indietro di centinaia di anni, hanno tentato di uccidere. È vero che questo? È vero. Che l'abbiamo sempre sottovalutato? Sì, tanti sono sottovalutati, personalmente io mai. Però la grandezza di Wojtyła è quella, dopo ci sono varie interpretazioni, ha affermato il comunismo, non ha affermato il comunismo, però ha avuto un ruolo importante. È stato un uomo eccezionale che hanno tentato di uccidere. E chi è stato potremmo sbizzarrirci molto. Che possano essere stati i lupi grigi e basta, questo mi fa ridere da qui ai prossimi 500 anni, compreso lei. Faccio una deviazione, no, anch'io penso ci siano degli intrighi molto più importanti sotto. Però ogni Papa, anzi molti Papi hanno dato un'impronta politica. Giovanni XXIII, ricordiamo, almeno mi ricordo, ero appena nato, però il fatto che avesse contribuito a fermare le famose la Baia dei Porci insieme a Khrushchev e Kennedy, anche lui era... Però, mi scusi se la interrompo, però tutti i papi hanno avuto questa enorme, importante funzione di operare per la pace. Sì, però ecco, però arrivavo nel ragionamento. Chiedo scusa. Paolo VI non è riuscito nella sua operazione politica più importante, che è stata quella di salvare Moro, non ce l'ha fatta. Wojtyła ce l'ha fatta, o perlomeno è stato un protagonista dell'abbattimento del muro. Bergoglio ce l'ha fatta a fare qualcosa per la pace, nonostante che era il leitmotiv di tutto il suo papato. Guardi, la domanda non è proprio peregrina, come non è superficiale come di primo acchito può sembrare. Guardi, solo
Il primo miracolo che indirettamente Papa Bergoglio ha fatto, secondo me, è stata quella fotografia straordinaria del giorno del suo funerale con Trump e Zelensky seduti uno di fronte all'altro, che sembravano confessarsi vicendevolmente delle proprie malefatte o ben fatte. Quella lì secondo me è stata valeva il papato, dici. Valeva un miracolo, intanto un miracolo di telegenia, ecco, forse di immagine, perché però sembrava fino a 5 minuti prima non si sapeva se Zelensky fosse arrivato o no, e poi se questo qua l'avrebbe accettato o parlato insieme. Non parlano, poi si vede la foto dove loro due in un angolo di piazza San Pietro, della Basilica di San Pietro, dove stanno discutendo così fittamente di un argomento che sicuramente era solo quella immagine, adesso va di moda dire iconica, e vale un intero papato. Sì, ma è stato per te un papa rivoluzionario, oppure fa parte di questi piccoli passi che un po' alla volta la Chiesa è sempre un passo indietro alla società civile, o sbaglio? Ma dipende, su alcune cose è un passo avanti. Rispetto a, per esempio, i valori della vita, una parte del mondo laico ritiene la Chiesa 2 passi indietro, un'altra parte del mondo ritiene la Chiesa 2 passi avanti, quindi come vede è relativo. Però non volevo interrompere, usando un italiano sofisticato, mi dichi. No, adesso ho perso anche il filo perché colpa mia. Abbiamo divagato, ma ecco, volevo dire, ha fatto fare un passo avanti rispetto secondo te alla Chiesa, e se l'ha fatto ci sarà una revisione di tutto, perché qualcuno dice dopo un Papa rivoluzionario tra virgolette di solito c'è un Papa restauratore. È stato rivoluzionario Bergoglio, e se lo è stato ci dobbiamo aspettare in un fantapapa un Papa che tira il freno a mano o un Papa che continua? Secondo me è molto facile aspettarsi un Papa che continua. Sì? Sì, perché l'influenza di Bergoglio nella nomina dei cardinali è indubbiamente... Lì è stato molto politico. Molto. Tra l'altro, cosa vuol dire politico? Però il Papa... Conoscendoti e frequentandoti, ultimamente ho capito cos'è politico. Guardi, la ringrazio molto. Sì. Perché la sua... No, questo tu sai che ero talmente acerbo prima. Tale definizione non può che rendermi questo mi fa molto. Però, io che ero molto acerbo comincio un pochino a capire. E la trova piacevole la politica? Sì, la trovo intrigante. Con la C o con la G? Con la G. Intrigante da una parte, misteriosa dall'altra, e basta, l'altro aggettivo non te lo dico. Un terzo, coinvolgente. È coinvolgente, è vero. Però te ne gioco un altro però, che non lascia molto spazio ai new entry. È un po' un circolo chiuso. Questo mi dispiace darle ragione, ma le do ragione. Perché la politica da un certo livello in poi è chiaro che è una sorta di circolo Pickwick, però, cioè solo gli addetti ai lavori la capiscono, ma solo dopo un certo livello sono felici che lei si ritenga ma non è molto arrivati a questo livello. No, però non è molto alto il livello, nel senso che comincia già dai sindaci. Certo. Sì, ecco, no, che uno pensa l'alto livello è perlomeno ragione dai sindaci in su. Quindi è un po' un circolo fare chiuso. Il sindaco della propria città è una soddisfazione. Io penso ed è un aspetto anche politico generale molto molto interessante. E quindi, ritornando al nostro Papa, deciderà lo Spirito Santo. Deciderà lo Spirito Santo, sì. Per chi ci crede? A questo punto anche per chi non ci crede? Anche per chi non ci crede, lui decide, e chi lo sarà, chi non ci crede lo prende.
e prende atto di questa decisione. Però, come dice sempre lei, amico mio, chi vivrà No, io dico lo scopriremo solo lo vivendo. scopriremo solo vivendo. Lo Lo sai che scopriremo negli solo ultimi film vivendo. che ho visto sul Papa, Young Pope, che sei quella serie, e Sì. poi dopo anche io ho visto ultimamente Conclave. Sì. Lo Spirito Santo ha sempre questa figura importante, alla fine decide lui. Quindi anche gente che probabilmente è agnostica, tipo i registi che hanno fatto queste cose. Bravo, bravo. Quindi diciamo la verità, loro malgrado prenderanno atto. Prenderanno atto, forse fa comodo prendere atto così. Arrivederci.